Se vi annoiate, chiamatemi. Esasperato dall'ennesimo atto vandalico nel suo comune, il sindaco di Limena, Stefano Tonazzo, scrive ai responsabili che l'altra notte hanno preso di mira il campo da pallavolo del Parco Coccinelle di Via Verdi. La rete è strappata, danneggiato il tubo dell'acqua, l'ennesimo danneggiamento dopo le scritte volgari apparse in una passerella pedonale, le grondaie divelte e i danni alla palestra Romero. Il primo cittadino ha deciso così di trovare la via del dialogo con i vandali, scrivendo un lungo post nella pagina Facebook del comune. Ciò che disturba non sono i danni economici, la cosa grave è che nel video ci siete voi ragazzini che probabilmente annoiati o sfaccendati non trovate di meglio che fare i teppistelli da strapazzo, scrive il sindaco, promettendo che presto verranno identificati. Crea danno a voi, vergogna ai vostri genitori e nei casi più gravi scatta la segnalazione alle autorità competenti, prosegue il sindaco di Limena, invitando a contattarlo e fornendo anche il suo numero di telefono, così i responsabili potranno ammettere le loro colpe e scusarsi.